Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora almeno speriamo che da oggi nessuno straparli più di telemeloni, di Rai occupata selvaggiamente dal centrodestra, di lottizzazione selvaggia praticata dal governo, una cosa che peraltro governi precedenti si erano sempre sognati dal praticare. Perché? Perché ieri, dopo lo psicodramma nel pomeriggio sul manifesto di Ventotene, che è il tema in testa all'agenda del PD, per dire con quanto sono calati nell'attualità, ci hanno anche inflitto il pistolotto europeista, è un termine con un eccesso di ottimismo, il pistolotto eurocratico di puro fondamentalismo europeo di Roberto Benigni in prima serata su Rai 1, su Radio 2, su Rai Play, quindi ecco, quantomeno veramente da oggi non voglio più sentire, leggere, ascoltare da chi che sia la parola telemeloni, perché sarebbe una falsificazione eccessiva anche per loro. E poi andiamo nel contenuto, perché ci tocca, insomma, perché veramente la doppietta isteria del PD in aula sul manifesto di Ventotene e sermone eurofondamentalista di Benigni è stata veramente troppo, anche perché oggi questo sermone, ovviamente celebrato da tutti come grande momento culturale, aveva degli strafalcioni al suo interno clamorosi. D'altronde, per sostenere che la costruzione di quest'Europa è una genialata, in effetti è difficile non commetterne, che però nessuno rivela, tutti ce lo spacciano come un guru, quando era un grandissimo, a tratti geniale comico, ma non è detto che un grande comico sia un matra pensée. Prendiamo solo gli estratti più clamorosi, quelli che se li diceva uno studente di terza media li segnavano errore con la matita blu 2 volte. Benigni: l'Inghilterra secoli fa con la Magna Carta ha fatto il primo passo e ha detto al popolo siete liberi. La Francia con la rivoluzione ha detto siete sovrani. Ecco, no, le due cose non solo non c'entrano niente, ma si contraddicono, perché con la Magna Carta è il primo documento nella storia delle istituzioni che pone un freno ufficiale, legislativo, codificato al potere pubblico rispetto alla libertà individuale. La rivoluzione francese è stata l'apogeo dell'invasione del potere pubblico in ogni sfera della vita personale. Basti ricordare che ha messo capo al terrore, alla ghigliottina, che secondo alcuni autorevolissimi studiosi è un po' stata la prova generale di quello che sarà poi il totalitarismo novecentesco, no? La volontà collettiva, la volontà generale di Rousseau. Quindi due cose che non solo non c'entrano, ma sono culturalmente agli antipodi. Poi ci dice Benigni: noi europei dobbiamo fare l'ultimo passo e dire al mondo siete fratelli. Auguri, diciamo, ci vien da dire. Ma poi c'è il pezzo più, ecco, se diciamo, se fosse stata una battuta del vecchio Benigni avrebbe fatto ridere. Sospettiamo che invece il matra pensée ci creda davvero. Tenetevi forte, l'Unione Europea è la più grande istituzione degli ultimi 5.000 anni, 5.000 anni, realizzata sul pianeta Terra dall'essere umano. Un progetto, un ideale, una speranza, una sfida, un sogno e soprattutto un caso unico nella storia dell'umanità. È la più grande impresa umana degli ultimi 5.000 anni. Cioè, non scordatevi i poemi omerici, Bazzecole, la democrazia ateniese, il diritto romano, le grandi rivoluzioni moderne, la rivoluzione scientifica, la rivoluzione americana che ricostruisce un paese da zero in nome della libertà, le grandi avanguardie artistico-letterarie, tutte puttanate. La più grande impresa degli ultimi 5.000 anni della storia dell'umanità è l'Unione Europea, che poi, se tu la cali nella cronaca, è quell'organismo che prevede, per esempio, come devi costruire la tua casa, che macchina devi avere, che diametro devono avere gli ortaggi che metti nel piatto. Questa cosa qui, per Roberto Benigni, è la più grande impresa realizzata dall'uomo sul pianeta Terra negli ultimi 5.000 anni. Vabbè, non non commento oltre, perché si commenta molto bene da sé, riepilogando poi la storia di questo processo, che secondo la signora Thatcher era un processo di unificazione forzata e dirigista delle storie del continente, ripercorre la CECA, la Comunità del Carbone e dell'Acciaio,
e ci dice: "Se siamo qui tranquilli in pace oggi è grazie a quest'idea". No. No, 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 no Roberto, se siamo stati tranquilli e in pace, negli ultimi, 70 anni è grazie a una cosa che è soprattutto, essenzialmente, grazie a una cosa che si chiama NATO, grazie a una cosa che si chiama ombrello americano, grazie a una cosa che si chiama Occidente, libertà, resa credibile e resa non attaccabile dal fatto che c'era l'esposizione militare e anche il soft power americano. È grazie a quello che siamo tranquilli in pace e che abbiamo costruito il benessere. Ci sono altri 1000 strafalcioni, ma non ho voglia di tediarvi con ulteriori benignate. Ecco, per favore, nessuno venga più a parlarci di telemeloni. Grazie a tutti, ma rimanete con noi perché, sta per arrivare ovviamente, come ogni giovedì, il direttore Vittorio Feltri. Vi aspetto.